Si allunga la lista dei comuni di confine che hanno avviato il referendum per lasciare il Veneto. Ultimo in ordine di tempo è Cesio Maggiore, che ha portato in consiglio il referendum passato all'unanimità, ultimo strumento di protesta rimasto alla gente. Il referendum, come giustamente ha detto lei, è una protesta, è un grido di dolore, è qualcosa che dice guardate che noi in questo momento non ce la facciamo. La politica ha il dovere di prendere in mano queste cose e non di negarle o di chiudere muri, ha il dovere di cercare le soluzioni per far sì che il male che produce questo grido di dolore cessi. Pedemontana bellunese, tante le debolezze del territorio, a cominciare dalla mancanza di autonomia. Noi abbiamo tante debolezze che sono legate alla geografia, al clima, a tanti aspetti, anche proprio al fatto della viabilità, però la cosa che più ci pesa in questo momento è che a queste difficoltà non possiamo far fronte avendo un autogoverno o comunque un ampio spettro di autonomia, ciò che il Trentino ha. Cesio Maggiore, 4.200 residenti oggi, molti però emigrati all'estero, erano 6.500 ai primi del Novecento. In piazza è rimasto un solo bar, resiste il barbiere, ha riaperto l'edicola. Noi qua potremmo, secondo me, rivalutare di più i nostri ambienti, le nostre cose, le nostre ville, che ne abbiamo tante belle. Sognare il Trentino è l'ultima speranza. Qui abbiamo un governo territoriale che porta frutti, direi, cospicui, e sto parlando del Trentino, e un sistema di governo del territorio che invece ci vede sempre più scalare verso il basso nella zona del Bellunese. Noi come comuni di confine non possiamo non notare in modo drammatico questa situazione. Trento ci potrebbe dare qualcosa di più, anche perché se aboliscono la provincia sarebbe da accorparsi in un'altra. Dove si sta meglio? Non dove si sta peggio.